Gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, anzitutto prendiamo atto che il dramma della guerra tra Russia e Ucraina e il negoziato o l'abbozzo di negoziato che è nato intorno ad essa esclusivamente da quando Donald Trump è ritornato alla Casa Bianca, perché prima eravamo nel pantano assoluto e intrappolati in una guerra di trincea, diciamo, primo novecentesca, in un macello da cui non aveva la più pallida idea di come uscire anzitutto Joe Biden. Comunque questo grande dramma della contemporaneità ha virato palesemente verso la partita di poker. Sapete che qui abbiamo più volte usato la metafora semplicistica, ovviamente, ma indicativa a nostro giudizio della differenza di approcci e di caratteri, per cui Vladimir Putin è un grandissimo giocatore di scacchi, come dimostrano anche episodi della sua biografia, e lo ha dimostrato in molti frangenti di questa guerra, mentre Donald Trump è un superbo pokerista, e anche qui ci sono numerosi esempi nella biografia, prima anzitutto imprenditoriale, poi politica di The Donald, che dimostrano questa attitudine e estrema confidenza con le regole e le sparigliate del poker. Ebbene, questo tragico gioco ovviamente è ufficialmente virato verso il tavolo da gioco, lo schema preferito da Trump. È diventato chiaramente una partita di poker fatta di rilanci contro rilanci improvvisi, sparigliate, bluff o chiamate al bluff altrui. Proviamo a riepilogare il nastro delle ultimissime ore. Succede che Zelensky per l'ennesima volta ventila la possibilità di un cessate il fuoco immediato per aprire veramente la fase negoziale. La risposta russa non si fa attendere. Putin dice: non ci interessa un cessate il fuoco immediato, così come dire, senza un'agenda già chiara, ci interessa da subito impostare un negoziato per una pace duratura. Si candida Erdogan a ospitare questo negoziato con la furbizia, la velocità di pensiero e d'azione tipica del sultano, che è tornato al centro di molti giochi, usufruendo anche del fatto che sostanzialmente non ha un'opposizione degna di tal nome, ma comunque offre subito Istanbul come sede di questo negoziato su una pace duratura. Interviene immediatamente Trump, che vede la possibilità che tutti i tasselli si incastrino, e la prima cosa che fa Trump è andare a stanare Zelensky. Dirgli: l'Ucraina deve accettare immediatamente. È stato un messaggio quello di Trump, come dire, ti ricordi il cambio di paradigma dopo, diciamo, la litigata o l'incontro mal riuscito alla Casa Bianca. Zelensky era chiaramente entrato dopo quel fallimento nello schema del negoziato di Trump, l'incontro, il faccia a faccia, anche molto simbolico, addirittura ieratico in San Pietro, aveva certificato questa ritrovata coincidenza tra il presidente americano e il leader ucraino attorno alla necessità di un negoziato che porti pace in Europa. E Zelensky capisce che non può che rilanciare, dà sponda questa volta all'input di Trump e dice: a Istanbul ci sarò io di persona, spero che venga anche Putin. Quindi non solo dà sponda all'input di Trump, ma aderisce immediatamente al ribaltamento del tavolo che aveva impostato Putin, cioè non cessate il fuoco, diciamo, qui e ora sterile, ma negoziato di sistema sulla pace. Zelensky accetta e dice: entro talmente in questo tuo format che ci sarò io a Istanbul ad aspettarti. A questo punto cosa succede? Succede che Putin torna a giocare a scacchi, muove la pedina, tenta l'arrocco, inizia a far filtrare che non è affatto sicura la sua presenza. Peskov dice: non si possono dare ultimatum alla Russia.
però attenzione, più che un ultimatum c'è l'adesione di Zelensky all'ordine del giorno di Putin. Trump capisce che il gioco sta rivirando verso una partita a scacchi potenzialmente infinita, e rilancia invece, tenta di ricondurlo alle sue regole e dice: probabilmente a Istanbul potrei passare anch'io, spero che ci saranno tutti gli attori sostanzialmente. Cioè Trump sta dicendo a Putin: a Istanbul si gioca l'ultima mano della partita, i bluff sono chiamati, si va a vedere. Tu sei sicuro di non venire a vedere, con tutto quello che esso implica? Perché nello stesso messaggio con cui stanava Zelensky, Trump diceva anche che insomma la Russia deve smetterla di impegnarsi più a celebrare la vittoria insieme agli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale che risolvere la guerra attuale, anche perché le carte di Trump, e Putin è il primo a saperlo, sono ben più pesanti da un punto di vista militare, tecnologico, di soft power, di capacità di proiezione globale, eccetera, eccetera. Quindi questo grande gioco di poker impostato da Trump si è dimostrato molto reattivo Erdogan, si è dimostrato finalmente non recalcitrante Zelensky, si dimostra totalmente avulsa, fuori dal gioco, fuori anche non solo dalla possibilità di dettarlo, ma addirittura sembra dalla possibilità di comprenderlo l'Europa, perché l'Europa in questo gioco non ha dato nessuna carta, non ha impresso nessuna svolta, ha fatto il pellegrinaggio autoreferenziale in treno dei leader, da cui ha fatto benissimo la nostra Presidente del Consiglio a tenersi alla larga, e sembra che l'Europa voglia recitare il ruolo di quella che assicura la deterrenza militare, la quale senza NATO e senza mamma America è inverosimile rispetto alla Russia, totalmente inverosimile. Quindi l'Europa non resta nessun ruolo in questo gioco. L'equivoco è che rinunci a quest'ultima mano la Russia aprendo una terra incognita, perché sarebbe palese, a quel punto Trump avrebbe visto il bluff di Putin, sarebbe palese che Putin ha solo intenzione di giocare a scacchi all'infinito, che vuol dire macellare migliaia di vite all'infinito, e a quel punto Putin si troverebbe in una terra incognita con un Trump obbligato anche a dare seguito alle pressioni e alle minacce che ha dichiarato. Non ci resta che contare sulla lucidità dello zar e sperare che si presenti a Istanbul. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.